Parliamo tanto di fiume sacro, vedete come il Piave viene violato. E questa è la denuncia di Italia Nostra e di altre associazioni ambientaliste. Il Piave è volutamente senza più acqua, che significa aver seriamente compromesso l'ecosistema, uccidendo i pesci intrappolati nelle pozze rimaste in poco tempo asciutte come questa. Un disastro ambientale che allontana anche i tanti trevigiani affezionati dalla loro spiaggia. 15 giorni fa sono venuto a fare il bagno, ma purtroppo adesso non è asciutto. Colpa, secondo Italia Nostra e di Legambiente, di Enel con le dighe e degli agricoltori con le colture ad alta richiesta d'acqua come il mais. L'acqua deve esserci con un minimo. Questo minimo è stato stabilito dagli studi che sono stati commissionati dalla Regione e sono 30 metri cubi al secondo. Ad oggi non viene garantito nemmeno un terzo. Anche l'attenzione dei comuni nei confronti di questa realtà è qualcosa che grida allo scandalo. Sotto accusa l'indifferenza dei primi cittadini rivieraschi maserati in testa per un coordinamento che ora Italia Nostra e ambientalisti chiedono al governatore del Veneto, da sempre sensibile alla sorte del Piave. Noi chiediamo al presidente Zaia, che è il presidente del Fare, che tiri fuori questo piano di gestione sia della Piave sia del Sile e che vengano attuati. Vengono attuati significa che vengano imposte delle regole. Regole anche sulla qualità dell'acqua. Per questo domani una manifestazione partirà dal Piave per andare letteralmente a tuffarsi sulle risorgive tra Piave e Sile. In quel del Musestre, in pratica, appena dopo Breda di Piave. E là faremo un tuffo in concomitanza con tante altre realtà in Europa e nel mondo che alle 15 precise fanno il salto dentro ai loro corsi d'acqua per significare questo sguardo ottimistico rispetto al futuro.